Andiamo avanti in questa carrellata di bellezza e simpatia qui alla sesta edizione di Miss Topolini. Cari amici, vi presento subito l'aspirante numero 28, nome, cognome. Paola Maculus. Oh Paola, che bel nome, come mia cugina. Lo so che non te ne frega niente, però è un bel nome. Senti Paola, mi racconti un po' di te? Chi sei, cosa fai, da dove vieni, dove vuoi arrivare? Allora, sono sempre nata e cresciuta qua a Trieste, non mi sono praticamente mai spostata, faccio il geometra, mi piace molto come attività e sono una patita di World of Warcraft. Ah, però insomma, quindi molto spigliata. Bene, come mai Miss Topolini? Ma per divertirmi, stare in compagnia, fare qualcosa di diverso. Io mi risulta che tu hai già partecipato. Sì, ho già fatto le edizioni precedenti, mi diverto, quindi ritorno. No, te lo dicevo proprio per questo, evidentemente per te è stata un'esperienza positiva, divertente, quindi ti riproponi, magari sperando di avere un po' un pizzico di fortuna in più. Ma certo, quella serve sempre. Va bene, poi lei si è fatta anche praticamente la collezione Golden Point, iscrivendosi. Va bene, senti, come va da un punto di vista così teneroso, amoroso? Decisamente bene. Oh, l'ha detto con l'occhio furbo, eh? Da quanto tempo sei fidanzata? 5 anni e mezzo. Mamma mia, che bello, che bello. Allora sicuramente lui ti appoggia, sì. Sì, sempre. Ti è vicino in questa esperienza, lo salutiamo. Ma certo, ciao amore. Oh, amore, guarda che amore, batufolina. Senti, allora, anche per te la grande opportunità di avere la telecamera di Miss Topolini, sai che questo è un concorso molto importante, molto chiacchierato, quindi cerca di convincere gli amici a casa, fatti conoscere, di e saluta chi vuoi. Allora, ciao a tutti, sono Paola, per chi mi conosce lo saluto, per chi non mi conosce ancora saluto anche lui e devo fare un saluto molto particolare a delle persone che gliel'ho promesso nell'intervista, che sono il gruppo di persone con cui gioco a World of Warcraft, gli ho promesso che li salutavo. Li saluto anch'io, allora a questo punto magari mi vengono a cercare a casa. Non penso. No, scherziamo. Allora io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, soprattutto divertiti. Grazie. A te. Va bene. Ain't no big deal, it's innocent.